La nuova legge regionale, 21 giugno 2018 numero 21, disciplina in maniera organica i temi dei diritti umani, della cooperazione allo sviluppo sostenibile, sostenendo all'interno del territorio regionale iniziative culturali di informazione, di sensibilizzazione e ricerca, nonché attività di raccolta, sistematizzazione e diffusione di studi e pubblicazioni in materia. A tal fine l'articolo 2 della citata legge regionale numero 21, 2018, prevede la creazione di una banca dati degli organismi operanti in Veneto in materia di diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile. Storicamente gli enti del terzo settore risultano essere i soggetti di riferimento nelle materie dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile, poiché dispongono di un bagaglio di esperienze e di una rete di relazioni intessute negli anni nel territorio regionale e nei paesi in via di sviluppo su questi ambiti. Saranno pertanto tali enti ammessi all'inserimento delle informazioni nella banca dati, purché abbiano sede legale o almeno una sede operativa stabile e continuativa nel Veneto formalmente riconosciuta dalla sede legale. È obiettivo della banca dati offrire un quadro sistemico dell'impegno della Regione del Veneto nelle materie dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile, rendendo visibile e nel contempo fruibile il patrimonio di esperienze maturato nel corso degli anni dagli attori del territorio regionale in queste importanti materie. La banca dati avrà pertanto lo scopo di individuare, censire e aggiornare i dati relativi agli organismi che operano nel territorio veneto, nelle materie dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile, al fine di promuovere l'incontro tra i diversi soggetti impegnati in questi ambiti, condividere esperienze e creare nuovi partenariati e nuove sinergie. La banca dati intende inoltre essere uno strumento di informazione e divulgazione delle attività che il territorio regionale realizza in queste materie, proponendosi quindi quale mezzo di libera consultazione e fruizione per chiunque sia interessato a queste tematiche. La struttura della banca dati è molto semplice e cerca di facilitare agli utenti sia nel compito di inserire i dati e le informazioni che la banca richiede, sia nella consultazione delle informazioni da parte degli utenti interessati. La banca dati si struttura infatti in 3 sezioni. La prima sezione riguarda i dati volti ad identificare l'ente che intende inserire informazioni utili sulle attività svolte. Le altre 2 sezioni riguardano specificatamente i settori prescelti. L'ente legittimato ad inserire i dati può scegliere un solo settore, diritti umani o cooperazione allo sviluppo sostenibile, o entrambi qualora sia impegnato nei 2 ambiti di intervento. Le informazioni sono fornite gratuitamente e devono essere veritiere ed aggiornate. Ai fini dell'accesso al sistema della banca dati, l'ente interessato deve obbligatoriamente fornire i propri dati identificativi, inclusi quelli relativi alla sua costituzione. Ciascun ente, fornendo i propri dati, autorizza la loro diffusione attraverso l'apposita pagina web regionale. I dati richiesti riguardano la denominazione dell'ente e informazioni generali quali l'indirizzo della sede legale o operativa, il numero e la data dell'atto di costituzione dell'ente, i recapiti telefonici e mail, i dati relativi al referente incaricato della immissione delle informazioni. I dati personali raccolti non saranno né comunicati né diffusi e saranno trattati informaticamente nel rispetto della privacy policy regionale, consultabile dagli utenti nel sito web della Regione del Veneto ad essa dedicato. Una volta inseriti i dati identificativi dell'ente, si procederà all'inserimento delle informazioni relative alle attività realizzate. Le informazioni richieste riguarderanno pertanto all'interno del settore o dei settori individuati le tematiche prescelte, le esperienze e le competenze acquisite, i paesi nei quali si è intervenuti e le relazioni intessute. La Regione del Veneto potrà attingere alle informazioni inserite nella banca dati per individuare gli enti del terzo settore con i quali stipulare accordi o convenzioni, svolgere attività di coprogrammazione e coprogettazione per le materie previste dalla legge regionale numero 21, 2018. I
dati potranno essere inoltre oggetto di studio e analisi statistiche effettuate dagli uffici regionali per le attività svolte nelle materie previste dalla legge. L'inserimento dei dati e delle informazioni avverrà con procedura online, collegandosi al sito indicato.